ammazzarli. Nell'anno 700 Burbe Condita si riposava a casa Giulio Cesare, s'alzava solamente panna a tavola, abbacchio, scottadito e baccalà. La sera si faceva 4 chiacchiere e ti invitava a cena Cassio Lepido, chiedendo sempre conto di quei popoli che Roma aveva sottomesso già. Che fanno gli egizi? Sottieni dei stravizi. Che fanno i fenici? Nell'acqua son felici. Che fanno i galli? A solo nominalli. Oh! Giulio Cesare gridò: ah, li galli, che li possino ammazzarli. Ah, li galli, non ci fanno più campà. Ci piacerebbe fa la vita comoda, andare allo stadio tutte le domeniche, con Giulio dittatore democratico, il popolo ha diritto di sapere. Che fanno i greci? Avanzo pasta e ceci. Che fanno gli assiri? Sono fermi da 3 giri. Che fanno i galli? A solo nominalli. Oh! Giulio Cesare gridò: è il momento di stopparli. Ah, li galli, li dovemo rovinare. Ali galli, che li possino ammazzarli. Abbiamo fatto a pezzi già Cartagine e rispedito a casa il proprio Annibale. Adesso tocca a te Vercingetorige, con i romani non si può scherzare. Che fanno i persiani? Ci mancano le mani. Che fanno i traci? Ci mancano le paci. Che fanno i galli? A solo nominalli. Oh! Giulio Cesare gridò: ah, li galli, che li possino ammazzarli. Non ci fanno più campà. Ali galli, è il momento di stopparli. Ali galli, li doveva rovinare. Ali galli, che li possino ammazzarli.